Pino Pischi, allenatore di questo Supramonte che esce imbattuto dal campo di Dorgali contro il Gonone 1-1, soddisfatto del risultato finale, Pino? No, nel senso che siamo andati in vantaggio e a quel punto pensavo di portare in porto la partita. Di contro abbiamo trovato una squadra comunque agguerrita che all'inizio del campionato aveva i pronostici a favore per la vittoria finale e devo dire che i ragazzi oggi sono comportati benissimo rispettando gli ordini tattici e alla fine abbiamo giocato bene anche tecnicamente e pensavo, andati in vantaggio, riuscissimo poi a portarlo a termine, invece forse è stato quello il momento in cui paradossalmente abbiamo perso un attimino la ragione del gioco. Ecco, noi infatti la squadra è piaciuta nel primo tempo dove avete praticamente chiuso tutti gli spazi, avete concesso pochissimo e vi siete anche affacciati avanti un paio di volte. Sì, in effetti avevamo studiato così la partita, di aspettarli un po' dietro e ripartire velocemente. Così abbiamo fatto e siamo andati anche vicino alla marcatura in 2 o 3 occasioni e purtroppo non siamo stati fortunati. Ecco, da segnalare che anche nel Supramonte stai facendo lavoro anche con i giovani locali, abbiamo visto qualche ragazzo molto interessante, no? Sì, non è mai bello citarne uno in particolare, però credo che ci siano un paio di elementi che potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori. Pino, delle squadre davanti, Folgore, Bitti, Gonone, chi ti è piaciuta di più? Devo dire che la squadra che mi ha sorpreso, che non pensavo potesse fare un campionato del genere, è proprio il Mamouiada. La Folgore Mamouiada, sì, credo che ha dimostrato sia continuità che compattezza in tutti i suoi reparti. Benissimo Pino, ti ringraziamo, grande bocca al lupo a te per il lavoro che stai facendo a Gozo del Supramonte e anche per il finale di stagione. Grazie a voi, arrivederci.